Il mio nome è Mai Più è stata la manifestazione svoltasi in mattinata al liceo Martin Luther King di Favara che ha chiuso il ciclo di incontri promossi in occasione della 15ª giornata della memoria. Nell'istituto diretto dal professor Salvatore Pirrera, gli allievi dei 3 indirizzi di studio, ovvero Liceo delle Scienze Umane, Liceo Scientifico e Liceo Artistico, hanno proposto diversi elaborati tematici in ricordo delle vittime dell'Olocausto. Ospiti d'eccezione gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della città di Favara. Ragazzi che in vista delle imminenti iscrizioni agli istituti superiori hanno avuto l'opportunità di conoscere in anticipo le attività che si svolgono nei locali del liceo di Viale Pietro Nenni. Abbiamo pensato di organizzare una manifestazione per riaccogliere gli alunni che dalle classi terze passeranno alla scuola secondaria superiore. Quindi stamattina ci sono qui gli alunni delle varie terze classi delle scuole medie di Favara che stanno constatando personalmente come la scuola si organizza. In primis abbiamo fatto visitare i nostri locali. La nostra è un edificio scolastico costruito come scuola, abbiamo ampie aule. Abbiamo i diversi laboratori, laboratorio scientifico, laboratorio multimediale, laboratorio linguistico. Abbiamo questa bella aula che è appunto l'aula dove noi facciamo le conferenze. Quest'anno ci siamo dotati di un apparato di videoconferenza, quindi noi possiamo anche ipotizzare degli incontri con delle personalità che si trovano in città italiane oppure che si trovano all'estero. Quest'anno abbiamo, grazie a un progetto PON, dotato la scuola dei tablet e quindi l'impegno che io ho preso con questi ragazzini che si iscriveranno in questa scuola è che doteremo ogni alunno che si iscrive di un tablet, che non è un giocattolo, è uno strumento di lavoro che loro utilizzeranno sia a scuola con gli insegnanti che a casa. A coordinare la manifestazione odierna è stata la professoressa Arianna Vassallo. Abbiamo scelto questo momento in cui la nostra scuola conclude il percorso di questa settimana sul ricordo di Auschwitz e abbiamo scelto in questa manifestazione che si chiama Il mio nome è Mai Più di non parlare solo del passato, ma di parlare soprattutto del presente, di come oggi Auschwitz ce ne siano tanti nel mondo, ci siano tante stragi che insanguinano il mondo. E abbiamo scelto questo momento per fare da tramite, da ponte con la scuola media, quindi un po' di continuità, per capire tutti insieme, per ragionare tutti insieme a quanto la storia sia maestra di vita e quindi sia necessario meditare che questo è stato, come diceva Primo Levi, ma meditare che purtroppo questo è ancora.